Wild Park però siamo in ambito agricolo, questa è un'azienda che si sta riconvertendo verso la fattoria didattica, vedremo questo, poi andremo a parlare anche di formaggio, poi come sempre problemi dei consumatori e poi siamo vicino a Montagnana in provincia di Padova, un bel parco, sigla. Eccoci, allora abbiamo detto di essere qui a Montagnana, questo è Wild Park, è un'area particolare di questa bella azienda, si chiama Il Boschetto, qui a Montagnana, e che ha fatto delle scelte un po' diverse, anche queste grazie al programma di sviluppo rurale, la famiglia Bello, ecco di qui papà e figlio, loro si sono inventati, se posso dire questa cosa, una sorta di riqualificazione dell'azienda in fattoria didattica. E allora chiediamo a Fabio, il figlio, ecco un po' come è nato tutto questo. Allora, la storia dell'azienda è una storia lunga e complessa. Partiamo da quest'opera che è il Wild Park, è un percorso didattico innovativo, diciamo. E di solito teniamo una piccola lezione, perché il fatto di trovarsi all'interno di un numeroso gruppo di alberi come questo, che è quasi un boschetto, diciamo, e noi poi diamo una spiegazione e l'unico modo per farlo è qui all'interno, giocando, noi raccontiamo un po' la storia degli alberi. Poi voi avete fatto anche altri interventi negli anni, perché questa abbiamo detto è un'azienda agricola. Noi abbiamo pensato con l'agricoltura e l'allevamento autoalimentarci in un certo senso. Quindi voi avete attività frutticola, avete Sì, noi abbiamo orticoltura, avete allevamento? Quasi tutti i prodotti che si possono trovare anzi tutti, diciamo. Il programma di sviluppo rurale vi è stato utile come? Allora, in questo caso avete fatto Wild Park e con altre misure precedenti negli anni scorsi? Tra l'altro qui c'è un'area umida molto bella, c'è un laghetto. Sì. Il laghetto è ormai a 25 anni. Noi lo abbiamo sempre con questi finanziamenti recintato perché la sicurezza è fondamentale, in modo che i bambini possono, senza soffocare, cioè senza stargli addosso, possono anche tranquillamente osservare le rive, che sono molto interessanti, e qualche pesciolino, qualche rana, qualche uccello da vicino, senza il pericolo di cadere. Allora è stato bello venire qui, qua peraltro fanno anche altre cose, trasformazione, marmellate, tante cose come del resto si fanno negli agriturismi. Ci fermiamo, linea a Claudio De Stefani. È ancora in corso il negoziato tra Regione del Veneto e Commissione Europea per l'approvazione del PSR. Le osservazioni della Commissione alla proposta di programma sono disponibili nel portale dell'agricoltura veneta piave.veneto.it. Avvicinare i giovani alle sfide della nuova agricoltura e alle opportunità del programma di sviluppo rurale. Queste le motivazioni dell'appuntamento del prossimo 20 febbraio in Corte Benedettina a Legnaro, organizzato da Regione Veneto e Veneto Agricoltura. 81 milioni di euro, a tanto ammonta il sostegno del PSR Veneto nel corso del 2014 per la competitività del settore agricolo e agroalimentare. Maggiori dati sono disponibili nel portale piave.veneto.it. Eccoci nuovamente assieme a parlare di tutela del consumatore, lo facciamo quest'oggi da Padova, sono accanto a Roberto Nardo, presidente provinciale Adiconsum. Parliamo di prodotti che, Presidente, tutti i giorni troviamo nelle nostre tavole: vino, formaggio, salumi, olio. Che cosa succede? Qui parliamo anche di truffa quest'oggi. È una truffa bella e buona che influisce sulla tasca degli italiani e sulla salute degli italiani, perché molti prodotti che vengono importati dall'estero e contraffatti o anche costruiti in Italia e contraffatti non hanno la sicurezza alimentare dei prodotti che normalmente dovrebbero essere utilizzati
cucina italiana. Il consumatore deve stare attento, deve cominciare a distinguere le etichette, deve controllare tutto quello che c'è accanto a un prodotto, però diciamocelo chiaramente, è difficile. È difficilissimo se uno non ha dimestichezza con la lettura delle etichette, con i prodotti che a volte recano le sigle piuttosto che il nome scientifico o piuttosto che il nome comune del prodotto. Il consumatore medio non riesce a districarsi e a distinguere se il prodotto è contraffatto o meno. Ma poi i consumatori arrivano da voi e che cosa vi chiedono? Cosa vogliono da voi? Ma vogliono da noi che andiamo tutti i giorni a controllare i mercati. Questo è una cosa impossibile perché non ho sicuramente il dono dell'ubiquità. Gli si danno le istruzioni e gli si chiede di segnalare eventuali comportamenti scorretti del negoziante o etichette direttamente a noi oppure anche in ASSO o alla Polizia Municipale. Allora questi intervengono e hanno anche potere di denuncia perché sta commettendo un reato penale. Allora, io ringrazio il nostro Roberto Nardo, presidente provinciale di Consum di Padova, lo ringrazio come sempre per la sua preziosa testimonianza. Adesso passo la linea al nostro Mimmo Vita e noi ci ritroveremo per concludere questo nostro intervento all'interno della nostra trasmissione. A dopo. Questa è una piccola cella frigorifera, però dentro abbiamo tutta una serie di prodotti che adesso Giorgio Crivellaro ci spiegherà cosa c'è qua dentro. Dunque, qua dentro ci sono lo yogurt con i vari gusti, la panna cotta, dopo ci sono le cacciotte primo sale, caciotte farcite con le olive, con le noci, il peperoncino, eccetera, lo stracchino, la scamorza. Dico a Gigi che opera alla telecamera di seguirmi, dentro qua per piacere Gigi. E invece qui cosa abbiamo qui? Qui abbiamo i formaggi, quelli più che richiedono una stagionatura un po' più lunga, circa minimo 60 giorni di stagionatura. Allora, Giorgio Crivellaro è il titolare di questo piccolo caseificio, veramente minuscolo caseificio che è a 2 passi da Montagnana, a Saletto di Montagnana. Qui però c'era bisogno anche di una mano, e una piccola mano forse è arrivata anche dal programma di sviluppo rurale attraverso i GAL, attraverso il leader. Col totale, che abbiamo fatto il tetto. Praticamente abbiamo restaurato un vecchio fabbricato di 50 anni fa, siamo partiti dal tetto, le murature intonaci e come vedete voi la sala di lavorazione qua interna. E questi sono i prodotti ormai pronti per la vendita, c'è anche un punto vendita qui, vedo che c'è anche della gente, quindi sì, va bene. Sì, abbiamo allestito un piccolo negozietto così allo scopo con tutti i nostri prodotti che produciamo in azienda. Queste piccole attività, chi avrebbe mai detto che i piccoli caseifici possono avere una nicchia di mercato? Beh, è una nicchia di mercato che bisogna conquistarsi con la qualità, prima di tutto. E dopodiché il cliente che ha già assaggiato i tuoi prodotti sicuramente ti porta altre persone. Anche il gelato, vero? Anche compreso il gelato, ecco, che mio figlio, che visto che è new entry qua in azienda, appena diplomato, si è messo a creare un gelato un po' diverso dal solito, perché cerca di fare con prodotti qua della zona e prodotti naturali, insomma. Grazie allora a Giorgio Crivellato, complimenti per questa sua attività e noi continuiamo con la nostra trasmissione. Aumentano le risorse di 150 milioni di euro. Per i nostri investimenti aziendali 800 milioni di euro. Per le start-up agricole dei giovani 150 milioni. Finalmente aumenta l'indennità per gli agricoltori di montagna. Agevolazioni economiche per agriturismi, fattorie didattiche e sociali. Più futuro! Eccoci per la parte conclusiva della nostra trasmissione. Mi sono spostato nel cuore del Parco regionale dei Colli Euganei, sono accanto a Mauro Giovanni Viti, che saluto naturalmente, dirigente, quindi conosce benissimo la realtà. Con lui quest'oggi vorrei parlare di educazione ambientale, è il caso di dire, no? Sì, oggi siamo qua nel parco perché stiamo attendendo una scolaresca che arriva per un progetto che abbiamo a livello regionale che si chiama Scuola nei Parchi Guardiani della Natura. Questo è un progetto nato l'anno scorso, lanciato con 2 giorni in Cansiglio, con 120 bambini
bambini portati in tenda e con delle guide naturalistiche, hanno fatto un percorso all'interno della foresta del Cansiglio. Da lì il lancio del progetto che coinvolge oltre 10.000 alunni della scuola primaria di tutto il Veneto. Non sono pochi, 10.000 alunni. È un bel numero, difatti la sorpresa è stata l'adesione delle scuole. Abbiamo scoperto che dando l'opportunità alle scuole di visitare le aree protette del Veneto, i parchi regionali, i parchi interesse locale, tutte le aree di SIC e ZPS di Rete Natura 2000, abbiamo fatto bingo. Le scuole hanno bisogno di portare i loro ragazzi vicino alle scuole stesse a conoscere i luoghi protetti del Veneto, che sono tanti e sono bellissimi. Quanti sono esattamente quelli coinvolti? Allora, i 5 parchi regionali, qui siamo nei Colli Ugani, Parco del Delta del Po, il Sile, il Parco dei Monti Lessini e le Regole d'Ampezzo su a Cortina. Poi abbiamo 26 parchi a interesse locale, che quindi sono dei parchi di minori dimensioni e sono all'interno di aree protette. Dottor Viti, io la ringrazio perché il tempo a nostra disposizione è finito. Le immagini hanno raccontato questa bellissima realtà, di questa cultura che viene impartita in senso buono a questi bambini che saranno poi il nostro domani, quindi a loro poi verrà affidata la custodia di questi parchi, è il caso di dirlo decisamente. Sì, noi speriamo veramente che questa iniziativa trovi come si può dire, un riscontro continuo nel tempo, non che sia un'iniziativa estemporanea, questo è il nostro obiettivo. Benissimo, la ringrazio e ringrazio naturalmente tutti quanti voi che avete seguito la nostra trasmissione. Saluto come sempre Vita e vi do l'appuntamento alla prossima puntata di Tira Terra. Arrivederci.